È una cosa che è partita soprattutto per le mie sensazioni, nel senso per come vedevo i miei compagni di classe, per come vedevo, che affrontavano anche, le prove, insomma le verifiche, le interrogazioni e soprattutto per come, diciamo interpretavano i voti, ecco. Gianmaria Favaretto ha motivato così la sua scelta di non sostenere la prova orale della maturità. Neodiplomato al liceo scientifico Fermi di Padova, il ragazzo si è presentato davanti alla commissione sapendo di essere già matematicamente promosso e ha spiegato la sua volontà di non rispondere alle domande. I professori stupiti hanno provato a convincerlo, ma lui è rimasto fermo sulle sue posizioni. Loro mi hanno chiesto perché, erano stupiti, insomma un po' spiazzati anche, e io ho spiegato che appunto sono, un po' contrario insomma all'esame in sé, e che insomma non so prendendo questa scelta, come ho già detto, non anche magari, sbagliata, so conto di poterne imparare di più rispetto che a facendo una cosa che non comprendo, non capisco, con cui non sono d'accordo, solo perché, lo fanno gli altri. L'ansia del voto, il dover basare la propria vita scolastica su un giudizio finale piuttosto che viverla come un'esperienza formativa. Gianmaria, con il suo gesto di sfida, ha voluto esprimere così la sua protesta contro il sistema di valutazione scolastico. Spesso mi sembra di vedere che, i ragazzi siano proprio attaccati al numero, al 7, l'8, qualunque cosa sia, nel senso e mi sembra che non capiscano che valore effettivamente, ha questo voto. Ehm, Nel senso che se è frutto di un percorso di impegno da parte dello studente, che non per forza corrisponde a una valutazione dello studente, ecco. Tecnicamente nulla può vietare allo studente di non rispondere all'orale. Gianmaria, con i punteggi delle prove scritte, era già arrivato a 62, il voto minimo dei colloqui sono 3 punti e quindi alla fine il ragazzo è uscito con 65. Per me ci sono altre cose che fanno crescere, che fanno effettivamente maturare le persone. Io sono stato bocciato 1 anno e credo che quell'anno che ho ripetuto mi abbia insegnato molto di più di queste 3 prove. Gianmaria Favaretto, giocatore di rugby, ora pensa al suo futuro, nei suoi piani, l'università e anche qui voti con cui confrontarsi, ma questa è tutta un'altra storia. Io alla fine comunque non voglio andare contro a tutte e tutti, nel senso io ho espresso la mia idea, la mia opinione, come penso, sia giusto.